Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo bello! Dimmi Lele Marcassa, dimmi. Sei contento? Contentissimo! Dove mi hai portato quest'oggi? Nella bellissima città di Soave, borgo antico che ci stupirà per bellezza, nel cuore della parte est della provincia scaligera. Bello questo movimento, mi è piaciuto. Andiamo? Via, via, via! Benvenuti a Soave, un territorio meraviglioso, conosciuto in Italia e all'estero sia per il vino sia per la sua architettura medievale. Pensate, 6.000 ettari vitati, 47 milioni di bottiglie di vino prodotte ogni anno in un territorio veramente unico, con un castello che risale addirittura al X secolo, poi passato di mano in mano Ezzelino da Romano nel 1226, la famiglia della Scala nel 1271 che l'ha portato ai fasti che vediamo oggi. Decine e decine di cantine che ogni anno producono tutto il vino che vi ho detto e che diventa l'ambasciatore del Made in Italy, di una parte del Made in Italy nel mondo. Chi viene a Soave trova un borgo veramente curato dal punto di vista estetico e architettonico, un'immagine anche che piace molto all'estero perché rappresenta la vera essenza dell'Italia. E poi i tanti investimenti che stiamo facendo in questi anni per incentivare il turismo, soprattutto il turismo in bicicletta. Tante sono le piste ciclabili che costruiremo nei prossimi anni. Insomma, io vi aspetto a Soave per godere del territorio, del nostro ottimo vino, fermarvi qui qualche giorno per passare veramente delle belle ore. Stupefatto dalla bellezza di questo centro storico. Siamo a Soave, appunto, e devo dire che è un salotto conservato benissimo. Io mi trovo su questa balconata che si trova sulla facciata principale del Palazzo di Giustizia, uno dei monumenti storici più belli di questa città, edificato nel 1375, voluto da Consignoro della Scala, quindi dai signori di Verona, e affidato al rettore e capitano Pietro Montagna per il controllo ovviamente dell'amministrazione pubblica di quel tempo. Soave dista 20 km dalla città di Verona e ha una quota sul livello del mare che va da 20 metri a 400, quindi dalla parte pianeggiante sino ai colli dove si produce il vino Soave, che si trovano a ridosso dei Monti Lessini. Pietro Diacono,
parlava nel Historia Longobardorum di una popolazione, i Soaves, che sarebbero non altro che gli Svevi, una popolazione che proveniva da nord, che poi venne assoggettata dai Longobardi. La storia è antica di questo luogo, molti ritrovamenti di epoca classica, per esempio le sepolture famose ritrovate nella vicina frazione di Castelletto. Probabilmente Soave era un pagus, cioè un luogo di transito lungo la via Postumia, e quindi si attesta l'antichità di questo borgo. Il primo documento che parla di un fortilizio, di un castello, è del 934. Anche questo forse edificato sui resti di un precedente fortilizio però di epoca romana. L'antica Pieve, la prima chiesa di Soave, risale al 1029, dedicata a San Lorenzo. Di quell'antica chiesa rimangono solo le mura perimetrali e nel corso dei secoli sono state utilizzate per crearvi delle abitazioni, l'attuale appunto antico borgo di San Lorenzo. Siamo entrati all'interno del Duomo di Soave, dedicato a San Lorenzo Martire, una chiesa che venne edificata nel XIV secolo e in realtà ciò che vediamo oggi, almeno nella struttura, è neoclassica, quindi siamo nel XVIII secolo, con un ampliamento poi del secolo successivo. La facciata brilla per bellezza e luminosità, all'interno però sono custodite opere davvero molto importanti. Mi ha colpito molto l'affresco nella navata principale, affresco a soffitto che ci mostra San Lorenzo in gloria e lo si vede prima e dopo il martirio. Infatti venne ucciso arso vivo sopra una graticola, la stessa graticola che il santo tiene in mano in una meravigliosa vetrata che si trova vicino all'altare principale. E lì San Lorenzo non è solo, ma si trova vicino a San Zeno, il vescovo della Mauritania che giunse nel Veronese sul finire dell'impero romano e diventò il patrono della città di Verona. Il tondo di Adolfo Mattielli con la presentazione delle ricchezze di San Lorenzo e poi questo meraviglioso organo, pensate, costruito nel 1889 dall'organaro inglese Trace. Ed è importante perché Trace portò in Italia il primo organo moderno, quindi non più solo musicato attraverso meccanismi, ma anche attraverso l'elettricità. Però quest'organo lo ascolteremo, ci catturerà con la sua melodia, con il suono delle sue antiche canne
grazie alla maestria e alla passione del maestro Giovanni Valle. Allora, noi siamo entrati qua. Bravo. Andres ci ha portato 2 gotti. Bicchieri in italiano. Sì, ok. Di Soave. Siamo lungo via Roma e devo dire che è pieno di punti vendita, di enoteche, di negozi che vendono questo vino così prezioso per questa terra. sì, perché Soave non è solo vino, No. ma è anche vino, giusto? E quindi voglio dire, no, che poi insomma, berremo, un po' di vino, assaggeremo. è molto penso delicato, è frutto di questa terra particolare, ma forse qualcuno ce lo racconterà prima o poi. Diremo. Devo dire che io sono molto contento. Perché sei con me. Sì, adesso l'hai un po' tirata questa. Però insomma non mi aspettavo tanta bellezza in una normale comune giornata invernale appena finito il Natale, e devo dire che invece questo è un piccolo scrigno di attrazioni, soprattutto storico-culturali, questi palazzi veneziani che troneggiano lungo il corso principale, Le bifore, le trifore. le trifore, il castello, insomma ragazzi, qua ce n'è davvero da perdere tempo in maniera buona, nel senso si può stare qua anche 3 giorni e poi si beve il vino. Cin cin. Esatto. Cin cin. Grazie a Andres. Grazie, Viva. viva. Soave. Buon.
bellissima, è una città murata, le mura sono perfettamente conservate, molte volte si nota l'abitato di Soave in autostrada e sarebbe bello ogni tanto dire mi fermo, guadagno questa città antica, l'ammiro, la scruto, mi faccio stupire da essa. Queste mura antiche sono state volute da Cansignoro della Scala, quindi in epoca scaligera, i signori di Verona. La costruzione partì nel 1369 con 3 porte principali: Porta Aquila, detta oggi Porta Bassano, Porta Vicentina che guarda verso est e Porta Verona che guarda verso sud. La meravigliosa cinta muraria di Soave. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro, e ancora i tuoi 4 assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare quando vuoi, farli rimanere buoni amici come noi. Restate con noi.
castello, eccolo qua! Eh sì, siamo saliti sul mastio del grande, imponente castello di Soave. Quanta bellezza, quanta storia, quanta armonia. Che bel panorama! Che bel panorama. È un castello antico. Allora, alcune fonti raccontano che ci fosse prima un fortilizio classico, quindi di epoca romana. In realtà ciò che vediamo ora nelle sue dimensioni, nella sua struttura, lo si fa risalire all'epoca di Berengario, re d'Italia, il quale per contenere le invasioni degli Ungari eresse questa enorme fortezza a difesa ovviamente di queste terre. E devo dire che è sempre stato usato come caserma, come fortilizio militare per guerra, non come villa patronale, per cui dobbiamo immaginarcelo come un luogo pieno di soldati, di guardie e quant'altro. Con l'arrivo di Venezia, sappiamo, i castelli vengono quasi tutti soppressi. Non servivano più, oppure non si voleva che venissero utilizzati da nemici, occupati, e quindi fonte poi di nuove guerre, nuove vicissitudini negative. E per questo motivo Venezia, una volta preso il castello, lo affida al nobile in premio ad Andrea Gritti, che lo consegna a livello amministrativo alla famiglia Ciconia. Sì, poi dal 1600 fu messo all'incanto per monetizzare e da lì cominciò un lungo periodo di abbandono, tanto che le stanze che ospitavano armi, armature lucenti diventarono magazzini per attrezzi agricoli. Ma nel 1830 l'avvocato Antonio Cristiani lo acquistò e lo ereditò il nipote Giulio Camuffoni, che dal 1889 si dedicò all'attento restauro. Ancora oggi è della famiglia Camuffoni, che pur essendo privato è di uso pubblico e se ne occupa quotidianamente con amore e cura. Quindi si può visitare. Sì, bisogna visitarlo. Allora, prima di prendere le biciclette per fare un giro in bicicletta, Ce la faremo. guardiamo il panorama. Salutiamo. Scesi dal castello Dov'è che hai messo il cappotto? in macchina di Claudio, il regista. Cioè, cambiato perché in bicicletta. Paride! Ciao ragazzi, Ciao! benvenuti a Ciao, Soave. Benvenuti. E quindi Paride che si fa qua? Eccoci qua. Non lo sapevo. Siamo qua con i nostri mezzi elettrici per vedere il territorio di Soave. Ah, ok. Quindi tu Paride hai questa azienda che noleggia le bici a pedalata assistita, vero? Esattamente. Le e-bike. Per fortuna. Si chiama Soave Rent Bike. Esatto. Ok. Quindi un turista può chiamarti, contattarti. Certo. E tu che itinerari prevedi? Noi abbiamo dei itinerari che sono due itinerari abbastanza fissi, sono il Giro dei Capitelli di Soave, che è molto interessante, e abbiamo il Giro dei Castelli, che andremo a toccare il castello di Illasi e per ritornare nella zona del Soave classico. Questi sono i due itinerari che noi proponiamo. Quindi oggi noi abbiamo la possibilità di fare un piccolo percorso per scoprire ciò che è al di fuori delle mura di Soave, per finalmente assaggiare il vino, che è uno dei prodotti più caratteristici, più importanti a livello economico di quest'area, e vedere un po' di natura, insomma. Sì, esatto, perché non è solo centro storico. Esatto. È tutto l'intorno anche. Quindi nonostante la stagionalità si può comunque noleggiare questa bicicletta. Certamente, queste bici qua possono portare qualsiasi persona anche non preparata fisicamente perché hanno il motore, sono assistite e consentono di vedere tutto il territorio di Soave in maniera green
e con poche difficoltà a livello fisico, però ti possono portare a vedere un territorio che è stupendo, che è il nostro territorio collinare. Ma una giornata, una mattina o un pomeriggio tipico, io arrivo qua, ti chiedo di visitare insomma il territorio di Soave e Certo. tu mi dici puoi fare un giro di 8 ore oppure più lungo, ti posso portare a vedere qualcosa. Esattamente, noi possiamo organizzare dei tour di vario livello e di varie tempistiche, e con tour degustazione possiamo organizzare in base alle esigenze del cliente per arrivare a vedere il territorio, fare degustazione in cantina e ritornare nel territorio sempre con la nostra bici a pedalata assistita. Paride, ti piace Soave? Soave è stupenda, Soave è bellissima, Soave è un bel territorio, è tutto da scoprire e in sella alle nostre bike troverai un'esperienza. Proviamo? Ci saliamo a bordo? Vai, andiamo Ben volentieri. pedalata assistita. Via Paride, partiamo! Azienda agricola Angelo Tebaldi. Sì, e proprio qui c'è Mirko. il presidente della Coldiretti Mirko che mi sta aspettando perché mi insegnerà qualcosa. Io vado in mezzo al paesaggio. Vai. Ah, io vado da vai, Mirko, vai, ok. vai da Mirko, va. Tu vai dal paesaggio, vai. Eccolo qua, Mirko, presidente da Coldiretti, famoso enologo. Senti, cosa mi insegnerai oggi? Oggi ti insegno a bruscare, Bruscare che vuol dire? che vuol dire potare per mantenere la produttività della vite negli anni costante e qualitativamente interessante. Caro Mirko, ma qual è il periodo nel quale si fa questa bruscatura? Bruscare. Bruscare. Quando è che si brusca? In inverno, dal periodo che va da dicembre fino a marzo, possiamo potare le viti per mantenere tutta quella che è la potenzialità della nostra vite e per dare una regolarità alla produzione che sia sempre uniforme e che mantenga quello che è le caratteristiche fondamentali dell'uva. Ah, quindi è necessaria. È necessaria per mantenere sia una forma della pianta contenuta per poterla gestire poi in primavera e anche per poter fare tutte le operazioni culturali che ci permettono di arrivare a un'uva complessa, matura e... Perché ricordiamo che la vite in effetti è una pianta rampicante, lei crescerebbe ovunque. certo, per cui noi dobbiamo darle una forma. Ok, quindi andiamo a dare una forma alla vite. Andiamo a dare una forma. Grazie, questi sono per me? Certo, questi sono i tuoi attrezzi di lavoro. Sì, perché le mie mani cominciano a muoversi e hanno voglia di imparare. Dai che andiamo. Andiamo a riscaldarci. Vai. Bene, allora iniziamo a potare. Potiamo. Allora, Bruschiamo. inizialmente togliamo qualche tralcio che non ha lignificato bene, come questo. Ah. Che non Questa è una potatura a tralcio rinnovato, per cui andiamo a fare un piccolo sperone che servirà l'anno prossimo per rinnovare la pianta. Piccolo sperone, c'è un pezzettino di legno, lo lasciamo. Esatto, Ok. di 2 gemme. Lasciamo 2 gemme, questo sarà quello che farà il rinnovo della nostra pianta. Questo è storto, lo togliamo, manteniamo
quello dritto e ben maturo. Poi lo raccorciamo Ok. a 8-10 gemme. Contiamo più o meno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gemme, 10. Sì. Perciò abbiamo il nostro capo a frutto che andrà a produrre più lo sperone. Il resto non ci serve più e andiamo ad eliminarlo. Eliminiamo. Posso eliminare? Anche se mi Prego. dispiace un po'. Dimmi tu dove, perché non ho Questo ancora possiamo capito. pure eliminarlo. Buon. Da sotto, senza Sì. gemme, elimino. Eccolo qua. Perfetto, Bravo. bravissimo. Ma questo tipo di piantumazione, cos'è? Una belussera? No, questa è una pergola veronese. Pergola veronese. È una forma di allevamento storica delle nostre zone che ci permette di proteggere l'uva e gli aromi in fase estiva dal caldo eccessivo. Perciò abbiamo un ombreggiamento dei grappoli nella fase più calda dell'estate che ci permette di conservare gli aromi. Molto, molto interessante. Bene Ivo, adesso ti faccio vedere una cosa particolare perché questa è una vite di 30 anni, 30 anni. circa 30 anni. Andiamo a vedere quella piccola. Ah! Immagino sia questa. Questa è una barbatella messa a dimora quest'anno. Vedi che ha vegetato Ok. e su questa manteniamo un solo sperone e ripuliamo tutto il resto. Ok. Poi da uno dei due germogli che nascerà andiamo a impalcare la nostra vite. Ah, quindi l'età delle viti varia. Certo, Ok, non hanno tutte la stessa età. questa è una barbatella di rimpiazzo perché mancava una vite Ok. ed è stata messa a dimora. Ok. Per cui questa andrà a sostituire la vecchia vite che non c'è più. Quante cose ci sono da imparare. Adesso raggiungiamo il buon vecchio Lele Marcassa, così gli racconto un po' di cose che abbiamo fatto e continuiamo a percepire energia dalla natura. Grazie.
come non posso essere gaudente trovandomi in questo luogo magico sotto il castello di Soave, in un ex bunker antiaereo che è una delle cantine più importanti d'Italia, con Sara. Ben arrivato Grazie. Rocca Sveva. Raccontaci un po' questo ambiente particolare e dove ci troviamo. Qui siamo al di sotto di una grotta naturale dove abbiamo sempre 14-15 gradi, costanti tutto il tempo dell'anno, con circa un 70% di umidità. Ed è proprio il luogo ideale dove invecchiare chiaramente i nostri vini, dalla spumantistica ai grandi rossi, ai nostri recioti. Noi in realtà qui siamo, come posso dire, in quello che è il centro di eccellenza di Cadisun 898, che è una delle antiche cantine cooperative del nostro territorio. Di che anno? Stiamo parlando del 1898, quindi abbiamo più di 125 anni di storia. Di strada ne abbiamo fatta parecchia in questi 125 anni. Ora abbiamo più di 2000 soci, 6.000 ettari di zona abitata, quindi veramente... Tutto in provincia di Verona. Tutto in provincia di Verona. E tutto quanto quello che abbraccia poi le più importanti denominazioni di Verona, quindi partendo dal Soave, spostandoci poi alla zona del Valpolicella, fino ad abbracciare la zona del Durello e del Garda. Poi siete importanti per questa terra, per l'accoglienza che fate. Sì, abbiamo una grande fortuna. Questa location, che è Borgo Rocca Sveva, appunto centro di eccellenza di Cadisun 898, non è soltanto visite guidate in cantina che facciamo con migliaia di visitatori proprio in questa grotta naturale, ma è soprattutto centro di accoglienza dedicato a meeting, congressi, cantina di produzione, chiaramente vini di alta qualità, e all'interno della struttura abbiamo un vigneto sperimentale dove facciamo ricerca all'interno dell'azienda, dove durante il periodo estivo a fianco abbiamo un orto botanico dove facciamo aperitivi con musica, DJ, quindi ti invito a venire a trovarmi. È un mondo che vive parallelo al mio, praticamente fantastico. Cosa abbiamo sopra questa botte, cara Ho Sara? pensato di offrirvi quello che io definisco l'oro di Soave, quindi stiamo parlando di del nostro Reciotto Mida di Cantina di Soave. È fatto dal 100% uva garganega in purezza. Qui stiamo parlando dell'oro di Soave, stiamo parlando di un prodotto che fa appassimento per circa 4 mesi all'interno dei nostri fruttai, per poi successivamente proseguire con un affinamento di 12 mesi all'interno delle nostre barriche. Lo chiamiamo l'oro di Soave perché adesso puoi vedere questo meraviglioso colore Abbiamo oro. 3 bicchieri, Sara, perché manca Ivo Gallo. Sono qui, caro Lele. Sbuca dalle tenebre. Stavo assorbendo energia perché il vino è storia, è lavoro, fatica, è amore. Hai abbracciato una botte? Sì? Sì, come fai a saperlo? Brindiamo con Sara, che ringraziamo. Grazie Sara. Evviva. Grazie a voi della visita, vi aspetto a Rocca Sveva per venire ad Fantastico. assaggiare i vini proprio dove nascono. Ivo Gallo. Dimmi Lele Marcassa. Adesso siamo tutti e due super contenti. Esatto. Perché Contentissimissimi. Siamo entrati all'interno dell'antica trattoria da Amedeo, che esiste da molto tempo. Da un po' di anni c'è Franca, ok? E c'è Massimo. Che Sta carettando il famoso bollito con la peara. Sai le mie vicissitudini veronesi, quindi è un piatto sei esperto di pera. mi è molto caro. Saluto anche Anna Maria che molto spesso me la prepara. E questo è proprio il piatto della tradizione veronese.
siamo a qualcosa di immenso, io direi alta cucina veneta. Non è un piatto, è un'opera d'arte. Sì, è qualcosa di mette insieme di tutto, un piatto molto ricco, molto invernale perché la sua preparazione coincide molto spesso con i mesi invernali ovviamente, però io adesso vorrei chiedere a Massimo tutte cose. La voce dell'esperto. Sì. Massimo! Eccoci qua. Però siediti con noi, Massimo. Certo. Cosa abbiamo su questo piatto? Allora, su questo piatto abbiamo il musetto o cotechino, la gallina, il manzo, sotto abbiamo un prosciutto cotto di Praga con affumicato alla brace e poi cotto nel brodo, la lingua salmistrata, la lingua normale e la testina. La mitica testina. La mitica testina che è tutta sempre di manzo. E poi c'è quello che vi distingue da tutti gli altri bolliti del mondo, che è questa cosina qua. Poi Famosa, c'è ma la cos'è? famosa pearà che viene fatta con il midollo dell'osso, il pane raffermo grattugiato, il brodo dove si cuoce la carne, il pepe, un po' di burro, un po' di formaggio e viene cotta almeno 5 ore. Quindi qua. Piano piano si abbrustolisce un po' di midollo d'osso, un po' di pane grattugiato fino a che si brucica un pochino e poi pian piano si comincia con il brodo, un cucchiaio di brodo, un cucchiaio di pane grattugiato, un po' di burro e avanti si mescola, Quindi impegnativa da e deve cuocere almeno 5 Quindi ore. cucina molto lenta. Lentissima, pentola di coccio. Quello che si faceva nelle case un tempo. Esattamente. Voi lo riproponete qui all'interno della trattoria? Sì, lo proponiamo nei mesi invernali. Certo. Partiamo da ottobre e finiamo ad aprile. Alle volte tiriamo anche fino a maggio perché poi ce lo chiedono. Perché è buona, perché è Esatto. buona. Però Massimo, Non si mangia solo questo. No, infatti, voglio dire, questo è il Anche se piatto non vedo l'ora di nazionale. assaggiare. Esatto. Il piatto nazionale di Soave della provincia di Verona. Poi voi fate tante altre cose. vero? Sì, certo, noi facciamo dei primi sempre fatti in casa, dei bigoli alla cimbra con il tastasai che è un'altra nostra salsiccia. Il famoso risotto anche con E questa. il risotto. Facciamo degli gnocchi fatti in casa con delle patate viola con una fonduta di formaggio per quanto riguarda i primi senza pesce. Poi passiamo pesce che avete assaggiato, lo scoglio, gli spaghetti con le vongole, il fritto misto imperiale che è quello con il pescato del giorno con delle verdure tagliate sempre fresche dentro, intanto che frigge il pesce friggono anche le verdurine pastellate, la tagliata di tonno o branzino o orata in base alla griglia, in base a quello che ci arriva la mattina col camioncino. Col fresco insomma del giorno. Ecco. Compriamo e cuciniamo al momento, poi ci sono sempre dei piatti fuori Fuori menù. Tutto straordinario, ma questo è il piatto re. Questo è The King! Esatto, la The tradizione. Allora, caro Massimo, The King, Sì. che è il bollito con la pera di Verona, Ci sta chiamando. mi sta chiamando. a E rapporto. con cosa lo... Allora, vi abbiamo servito un valpolicella ripasso. E qui siamo... E qui siamo Al massimo? Al massimo. Al massimo! Assaggiamolo. Assaggiamo, però poi facciamo un brindisi con Massimo perché abbiamo, voi non a assaggiate. caso, predisposto 3 bicchieri. Insomma. Io posso da... vado? Ivo, vai, vado? logicamente le salsine. Allora, prendiamo un pezzettino. Scusa, tu assaggi, io voglio assaggiare. Io assaggio il la peara, musetto. Da sola. No, adesso la toccio. Ah, ok, ma scusa un attimo. Sono curiosissimo. O no? O no? Sì. Eh sì. Sì. Grazie Massimo. Ringraziamo tutto lo staff che lavora con te, Certo. a partire da Franca, i ragazzi che sono qua, nel cuore storico di Soave, proprio al centro di via Roma, che è la via principale, nel borgo di Soave, si mangia questo capolavoro della gastronomia italiana. Evviva. Grazie. Evviva. Anche la morena, Morena. E adesso ci prendiamo una piccola pausa e torniamo fra poco. Vai.
sto passeggiando lungo la suggestiva via Roma e in questo palazzo visse per un anno da sfollato durante la seconda guerra mondiale Roberto Tiberio Barbarani, in arte Berto Barbarani. È stato uno dei più grandi poeti dialettali del Veneto. Lui in realtà nacque a Verona, nei pressi di Ponte Vecchio. Il babbo con la mamma aveva una ferramenta, quindi una famiglia piccolo borghese, e lui alternava il lavoro in ferramenta, quindi in negozio, con lo studio. Poi fu corrispondente per i quotidiani L'Adige e Il Gazzettino. Diciamo che è stato un poeta importante soprattutto per i veronesi. Scrisse 4 canzonieri che portano alto il nome della città di Verona, ma anche della provincia, ed era molto affezionato proprio a Soave, dove con la moglie visse, ripeto, un anno. La moglie morì poco prima di lui e siamo nel 1945, dopo il bombardamento dei tedeschi sulla città di Verona. È uno schietto interprete delle abitudini, delle usanze, dei costumi, ma anche delle difficoltà del popolo veronese. Le parole chiave sono amore e sorriso, nascondendo sempre però delle pesanti, forti note malinconiche. Qua, dove l'Adese, senza fermarsi, rompe nei ponti la sua canzone, stao attento ai versi che il pol negarse, li tiro a riva col me baston. Le giunte, vedi? Puoi farle in questa maniera. Giampaolo, Dimmi tutto. ci troviamo innanzi al Palazzo dei Capitani, che è la sede del municipio di Soave, posto bellissimo, Esatto. palazzo stupendo, devo dire la verità. Cosa diavolo stai facendo? Sto impagliando una sedia, come si faceva negli anni. Perché tu sei nato con un'associazione, ricordiamolo. Sono nato con un'associazione che si andava in giro a fare dimostrazione con tanti altri lavori. Antichi mestieri. Antichi mestieri, e nella necessità sei diventato ho imparato anche questo impagliatore. qua tramite un signore qua che non c'è più. Perché a 10 metri da dove ci troviamo Anche da noi qua venivano a impagliare. venivano gli ambulanti a impagliare, a vendere. Esatto, no? si mettevano lì, impagliavano, le facevano addirittura quelle sedie. La scocca e tutto proprio. Tutto quanto, E questa- senza collo e senza niente. E tu prendi questo filamento di questo è È il carice, o caressa detta in dialetto. quanti ne prendi qua? Qua conforme vedo qua, adesso vedi, questi qua sono tutti quanti, purché invece che mi vengano fuori dopo quando l'ho fatto il cordolo, li lego prima. E quindi questo fa un cordone più grosso alla Il fine. cordone, lo senti con le mani se è grosso. E questa deve essere secca o fresca? No, deve essere umida quando la lavori, dopo si secca. E rimane la sedia Rimane, tradizionale. Ok. Giampaolo, ricordiamolo che questo antico mestiere, come altri, lo si può vedere live, dal vivo, no? Si può vedere ogni seconda domenica di ogni mese a Soave. Quindi c'è questo evento. Questo evento, dopo c'è la terza domenica di maggio, che c'è la festa medievale. Allora i lavori cambiano, si adeguano alla festa medievale con altri lavori. La festa dell'uva invece si comincia con i lavori sempre questi qua. Invece con la medievale cosa fai? Quello è un tornio a pedale risalente al 1200 che va avanti e indietro, vi ho fatto vedere prima. Sì. Come lavora, tutta quanta una scacchiera fatta, ho impiegato oltre 1000 ore a farla. Ti faccio un'ultima domanda, se posso. Se tu dovessi dire a qualcuno, un foresto,
viene da un'altra regione. Sì. Un motivo valido per venire a Soave? Risponderesti? Risponderei. Bei poco, bei ben, bei Soave che ti fa bene. Grazie, No, no. Grazie. Bisogna diventare senza mai smettere di essere. Una frase che Lele ripete molte volte di Italo Calvino. E perché? L'ho ripetuto anch'io, perché questo è un parco dedicato alla mamma, pensate, di Italo Calvino, Eva Mameli Calvino, la prima donna botanica a conseguire una cattedra nella Libera Università Italiana. Una donna impegnata socialmente, come questo progetto, questo parco urbano, voluto dalla popolazione, dalle associazioni, per riqualificare una zona in mezzo alle case e usare la natura per unire le persone. C'è una piccola casetta dove mettere o prendere libri, un gazebo dove fare varie attività, una palestra all'aria aperta, un arboreto didattico dove sono stati piantumati degli alberi dai 5 continenti. Troviamo il leccio europeo, la quercia scarlatta americana, l'albero dorato della pioggia dalla Cina. E bella questa iniziativa perché l'uso della natura è molto importante per unire le persone. Non bisogna mai snaturare le nostre origini, ma usare la natura per unire. Ed ora abbraccerò uno di questi alberi, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Sto camminando, a pochi passi c'è il comune e questo è un palazzo del 1500, Palazzo Pullici, dove dal 1832 al 1837 soggiornò il grande Ippolito Nievo, scrittore, intellettuale, soprattutto patriotta. Ebbe una vita troppo breve per poterci raccontare molte altre cose. Fece parte della spedizione di Garibaldi, amava questa patria, l'Italia, in quel periodo molto importante per noi che era il Risorgimento italiano. E la sua infanzia la trascorse qua, quindi le prime idee forse emersero passeggiando per le vie di questo bellissimo borgo che è Soave. E devo dire che ebbe poco tempo poi per arrivare a quei grandi progetti che la sua mente partoriva, grandi progetti di liberazione. Figlio di un noto funzionario dell'impero austro-ungarico, Antonio Nievo, e figlio di una nobile donna veneziana. Quindi è cresciuto in un ambiente alto borghese, quasi aristocratico, però ha sempre lottato per la sua terra, la sua nazione, la sua patria, l'Italia. Mi piacciono molto le parole che scrive Giancarlo Volpato, che ha scritto un libro straordinario sulla storia di Soave. Diceva: in questa prima stagione della sua vita, Ippolito muove i primi passi da Palazzo Pullici, esplorando la piazza, il borgo, infine la campagna. In qualsiasi luogo del circondario si rechi, sono omnipresenti le quinte del castello e delle mura, che sembrano scortarlo, come cavalieri medievali, nel suo appropriarsi infantile del mondo, quasi lo volessero proteggere, prevedendo la tragedia spietata che lo attenderà nel Mar Tirreno, quando ancora non aveva compiuto 30 anni.
all'interno di questa piccola chiesa, ma davvero molto antica, in località Convernino. Si dice che questo nome del quartiere derivi proprio da conventino, perché annesso a questa chiesa, sino al 600, c'era un piccolo convento di frati francescani dell'Ordine dei Serviti. Infatti la chiesa è dedicata a San Giorgio dei Serviti e è molto misteriosa perché la data presunta è intorno all'undicesimo secolo, ma forse è più antica, perché alcuni elementi iconici che vediamo in questa chiesa richiamano addirittura all'epoca longobarda, come ad esempio il bassorilievo che si trova all'esterno sulla facciata, che ovviamente racconta la storia di San Giorgio che uccide il drago, però lo stile è davvero barbarico, molto, molto antico, come il piedistallo dell'altar maggiore. Poi c'è il mistero di questa costola di balena che già abbiamo trovato a Verona, in centro, tra Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe. Pensate che nel Settecento questa piccola chiesa era annoverata nella lista dei santuari più importanti d'Italia. E questo perché, uno si chiederà? Perché all'interno era custodita una Madonna lignea miracolosa, di cui però purtroppo a inizio Novecento si sono perse le tracce. Tanti misteri all'interno di questo piccolo luogo religioso, davvero molto molto affascinante, come il mistero che gira intorno ai Templari. Noi camminando per il centro di Soave abbiamo visto un ricovero privato molto antico, restaurato, dove campeggia sul muro laterale una scritta che dice non nobis domine, che nella sua totalità, perché è cancellata, sarebbe non nobis domine sed nomini tuo da gloriam, che è una delle frasi tipiche utilizzate dai cavalieri templari. Insomma, Soave è antica, è bella, ma anche misteriosa. Lascio la bellissima chiesetta di San Giorgio e raggiungo Ivo per chiudere questa nostra fantastica avventura. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Dove sei? Sei contento? Contentissimo! Finisce questo viaggio, eh? Fantastico! All'imbrunire. Siamo stati anche molto fortunati perché abbiamo avuto davvero grandi opportunità per approfondire le nostre conoscenze, per conoscere gente davvero bella, simpatica. E scoprire realtà nascoste. Io vorrei chiudere questo viaggio, se sei d'accordo, con delle parole di Ippolito Nievo. Abbiamo capito che ha vissuto in questo stupendo borgo per qualche anno. Quanto sei bella, quanto sei grande, o patria mia, in ogni tua parte. A cercarti con gli occhi, materia inanimata, sulle spiagge portuose dei mari, nel verde interminabile delle pianure, nell'ondeggiare fresco e boscoso dei colli. Sempre apparisci sublime, sapiente regina. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa nostra piccola avventura. Se vorrete ci vediamo ancora tutti insieme alla prossima puntata. Ciao e grazie. Tutti a Soave a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, l'agora di sospiri per amore.